Siamo arrivati alla 9ª edizione di questo meeting indoor studentesco che coinvolge gli studenti, coinvolge anche le persone disabili, c'è anche il Criterium Disabili e soprattutto ricorda due figure importanti del mondo dello sport e dell'educazione fisica. Erano docenti di educazione fisica, i miei grandi colleghi al Liceo Marinelli per tanti anni, che sono appunto Amedeo Raber e Sergio Coppetti. Credo che sia il modo migliore per poterli ricordare. Sono scomparsi prematuramente, hanno lasciato un gran segno nel mondo sportivo sia della scuola, dico ancora nostra, del Liceo Marinelli, ma anche nell'ambito provinciale. L'evento è organizzato dal Comitato Sport, Cultura e Solidarietà, che poi ha coinvolto anche il Centro Servizi Volontariato, naturalmente c'è il supporto delle istituzioni, il Comune di Udine in primis. Direi che c'è stata una partecipazione molto sentita perché effettivamente è un evento piuttosto sentito, assai sentito direi. C'è anche la partecipazione degli studenti, le delegazioni degli studenti sugli spalti, quindi complessivamente saranno circa 600 giovani, circa 150 studenti gareggiano e una cinquantina di persone disabili. Le prime edizioni erano una decina, anche per dare un segno di quanto sia cresciuta la partecipazione anche dal punto di vista sportivo di queste persone, che sono di età scolare ma che sono anche di età adulta, quindi nel segno della integrazione e dell'inclusione sociale, perché questo evento fa parte proprio di questo progetto Dai e Vai di sport integrato che da 9 anni portiamo nelle scuole, all'interno delle scuole, mettendo in rete studenti normodotati chiamati sociosportivi insieme con le persone con disabilità. Per lanciare il mio messaggio di speranza ho deciso di partecipare alla maratona dell'UNESCO, anche perché appunto quando è venuta la prima volta Ferrari a trovarmi mi ha detto: guarda che a marzo c'è la maratona e tu correrai con me, ti spingerò in carrozzina o tu spingerai me. Sorridente e combattiva, Laura Bassi è tornata. Un anno fa un terribile incidente motociclistico causò la morte del ragazzo Marco e di altre 2 persone. Seguì una lunga riabilitazione a Gervasutta, le cure dei familiari e degli amici. Ed eccola oggi seduta alla presentazione della UNESCO Marathon, la corsa in programma domenica 29 marzo che unisce Cividale, Palmanova Aquileia. Laura correrà in carrozzina assieme allo scienziato friulano di fama mondiale Mauro Ferrari, che l'ha voluta primo presidente della Achilles Foundation di Udine, la fondazione che si prefigge di fare sport ai disabili. Laura è la sua nuova sfida, quella di insegnare agli altri che una seconda chance nella vita esiste. Dare della speranza alle persone che credono che l'avete sofferto dopo un incidente o dopo una disabilità, però in realtà si può ricominciare, si può trovare spunto per vivere al meglio e poter imparare dalla propria esperienza, aiutando magari anche gli altri. Sopravvissuta alle ferite, Laura ha perso comunque una gamba. Parteciperà alla maratona grazie al supporto di molte persone, come anche dell'azienda di cui è dipendente la Hypo Alpe Adria Bank, che ha organizzato una propria squadra di maratoneti che l'accompagneranno. Ho deciso di essere felice e allegra per non crearmi un'aura di negatività intorno, perché non avrebbe fatto bene né a me né agli altri, e quindi ho trovato la forza di andare avanti col sorriso e di non fermarmi. E non si fermerà Laura nelle intenzioni anche quella di creare uno sportello d'ascolto per famiglie disabili e quello di fare una raccolta fondi per aiutare chi non può permettersi una protesi. La vita è bella e vale la pena di vivere. Non siamo arrivati purtroppo in grande forma, un po' delusi anche da come sono andati i playoff, da come è andato il campionato. Siamo fuori dalla Coppa Italia, ma questo è un capitolo chiuso, bisogna guardare avanti e adesso pensiamo solo a questa Coppa. Siamo partiti bene. Abbiamo vinto contro una squadra tra le più quotate in questo girone e adesso guardiamo avanti e pomeriggio ci sono i tedeschi del Colonia. Per il campionato c'è molta delusione perché sfumando sia la Final Four di Coppa Italia, arrivando terzi nel girone, che era un nostro obiettivo e credo che era la nostra portata, e molta delusione nei quarti finali playoff perché praticamente non li abbiamo giocati. Ci siamo dimenticati di entrare in campo. Non posso dire di archiviarla nei migliori dei modi. C'è stato un inserimento, abbiamo preso un giocatore come Dalfitto che adesso ci sta dando veramente il suo valore. Io credo che questa squadra abbia bisogno ancora di qualche inserimento.
Purtroppo di ragazzi ce n'erano stati 2 l'anno scorso ma non hanno continuato. Bisognerebbe lavorare più sul territorio, i nostri dirigenti stanno già facendo tanto perché solamente organizzare un evento del genere c'è molto lavoro. Purtroppo sul territorio lo sport per disabili io non lo vedo così conosciuto, bisognerebbe portarlo. Le date, se ci qualifichiamo, sono dal 25 aprile al 29 aprile se non sbaglio. Se arriviamo un po' di meno nel girone andremo a Madrid, se arriviamo secondi andremo a Saragozza, se arriviamo terzi andremo in Olanda. L'onere è quello di essere, anzi è un onere nel senso per la società che lo organizza, un onere non indifferente. È un onore per tutta la regione perché aver portato nella nostra regione una finale nazionale è comunque un grossissimo successo che, lo ripeto sempre, quando parlo in giro nelle consulte nazionali, quando parlo ci chiedono sempre: organizzate qualcosa in regione perché sono sicuri che da noi va tutto bene. E stiamo, come dire, facendoci conoscere un po' dappertutto e quindi siamo sempre in lista per organizzare qualcosa. Adesso naturalmente, tranne una organizzazione che la farà direttamente il comitato regionale, che sarà Pallavolo domani, che è un torneo under 13 maschile e femminile fra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Alto Adige ed Emilia Romagna, quindi maschile e femminile, più la squadra che ha vinto l'anno scorso, quindi sono 6 squadre maschili e 6 squadre femminili che ospiteremo 99,9% a Cividale. Poi altre so che ci sono, però queste sono organizzate da società, quindi c'è 2 tornei a Pordenone, Memoria Cornacchia e Città di Pordenone che organizza, e poi altri siamo a livello di regionale, le finali regionali, tutto quello che... Non abbiamo chiesto una finale nazionale giovanile perché i costi sono diventati mostruosi. Hanno eliminato la fase interregionale e quindi di conseguenza i campioni regionali, e qualche regione addirittura ha 2 squadre, c'è quelle tipo Lombardia eccetera, quindi ospitare tutti quanti vuol dire appunto spendere un 100.000. Da Roma ti arrivano 50.000 e devi trovare altri 50.000 per una finale che non puoi mettere il biglietto d'ingresso, e devi solo spendere e basta. Quindi abbiamo rinunciato a organizzare una roba del genere. Il messaggio lo metteremo sia sul sito regionale che i provinciali, e inviteremo tutti quanti a fare il tifo per la nostra squadra regionale, perché insomma una manifestazione del genere appunto non la vedremo tanto facilmente, e quindi è giusto che veniamo tutti quanti a sostenere la nostra squadra. Evidentemente il movimento esprime, come ha già espresso in passato, vertici importanti. Siamo una provincia estremamente sportiva, in tutte le discipline ci sono dei picchi, nella pallavolo noi aspettiamo sempre questa Serie A che non arriva, ci piacerebbe tanto, forse il momento economico non è il migliore, però abbiamo dirigenti che veramente ci danno l'anima, ce la mettono tutta, e questo per noi è motivo sicuramente d'orgoglio. Direi che Gianni De Paoli è una persona che ha tutte le caratteristiche che tu hai appena elencato, nel bene e nel male, soprattutto nel bene. Ha dei sostegni importanti con degli sponsor della sua zona che mi sembra lo abbiano sempre supportato, ha una società che lavora molto bene nel settore giovanile e quindi un buon esempio da seguire. Devo dire che viene seguito da altri e questo per noi è molto importante. Il movimento giovanile che sta alla base di questi picchi è importante, il nostro futuro, ed è dove noi vogliamo lavorare in modo particolare. Nella nostra provincia, io lo ripeto, siamo stabili su un tesserato ogni 100 abitanti, che è un quorum effettivamente molto importante. Penso che riusciremo quest'anno a riportare una manifestazione straordinaria come Manin Volley nel teatro a Villa Manin.
ospiteremo non solo gli amici friulani della provincia di Udine, ma anche quelli della provincia di Pordenone. Questi sono momenti rilevanti, importanti per creare memoria sportiva, e questo vuol dire dare la mossa giusta anche in un momento economico, come dicevamo prima, così complicato e così difficile, per stimolare i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze a diventare bravi atleti e perché no bravi cittadini. Il palazzetto di Latisana deve essere pieno. Questo è un messaggio che deve passare in modo chiaro, trasparente, perché noi siamo un movimento straordinario e queste sono le occasioni nelle quali dobbiamo dimostrarlo. Prima gara del 2015, prima gara estersa anche le nazioni e regioni contermini. Abbiamo un numero di 700 atleti gara in acqua quest'oggi. Come vedi il parterre sta scoppiando tra atleti, pubblico, appassionati sono venuti a raggiungerci, anche perché è una giornata particolare, una regata dedicata a questa di oggi ad Emilio Felluga. Hai visto le bandiere a mezz'asta, questa mattina abbiamo ricordato il presidente del CONI regionale, nonché ex presidente anche del nostro comitato, uno che sentiamo profondamente parte della famiglia del canottaggio. Più che di risultato sportivo eclatante parlerei di belle lotte, di partecipazioni di atleti importanti, diversi atleti della nazionale. Abbiamo appena visto nella gara del singolo senior per esempio Francesco Cardiaioli del Padova, medagliato ai mondiali assoluti lo scorso anno, e abbiamo visto tanti atleti nostri, maglie azzurre dello scorso anno in gara, per i Saturni la Elena Weiglein, Alessandro Mansutti, anche adesso ha gareggiato nel singolo senior, che è uno dei ragazzi che è stato selezionato per provare a formare l'otto che doveva qualificarsi per Rio. Abbiamo le ragazze del circolo mercantile, la Eleonora Denic, la Beatrice Millo, la Federica Molinaro, altri atleti del Saturnia importanti, Nicolas Brezzi, poi abbiamo visto Lorenzo Tedesco in gara tra i pesi leggeri. Insomma, tutto il meglio del nostro canottaggio regionale, che è importante, ma anche delle regioni vicine sono in gara qui quest'oggi per testare i prossimi appuntamenti nazionali. Il prossimo evento a livello regionale che abbiamo, ci spostiamo a Trieste in aprile, abbiamo sia la gara regionale a Barcola, mi pare il giorno 27, e prima un aperitivo il giorno 24, una regata pre-master a Muggia, e successivamente saremo presenti anche all'interno degli eventi della Bovisela con la regata senza confini il sabato 2 maggio.